Continua la discussione infinita sui rimborsi ai truffati delle banche venete ed è continuata anche nel Consiglio dei Ministri convocato per le 16 e poi slittato alle 17 perché pare non si riesca a trovare la quadra tra le volontà dei due vice premier Di Maio e Salvini e i dubbi del Ministro delle Finanze Tria. Stallo peraltro confermato anche dalle indiscrezioni che danno per certo all'interno del decreto crescita solo un cambio dell'arbitrato e la conferma di norme a difesa del Ministero sul fronte del danno erariale. Da una parte la concretezza alle promesse fatte più volte a più associazioni da parte di Lega e 5 Stelle sul ristoro di chi nei crack delle banche venete ha perso tutto e la convinzione invece del titolare di Palazzo di Via 20 Settembre e dei suoi funzionari che così com'è stato scritto il decreto porterebbe al ritiro dei ristori da parte dell'Unione Europea con l'accusa al ministro Tria e al suo staff di danno erariale. Quindi per non illudere ulteriormente gli azionisti delle banche colate a picco, ma in particolare per non dover poi rispondere personalmente di tutta la vicenda, da giorni tra Palazzo Chigi e il Ministero dell'Economia e Finanze circolano carteggi su possibili variazioni della legge. E nel borsino delle ipotesi, quella che raccoglie maggior successo, vedrebbe una corsia preferenziale ai truffati con ISEE inferiore ai 35.000 euro e un patrimonio complessivo non superiore ai 100.000, mentre per gli altri si andrebbe all'arbitrato, caso per caso. Ma se ne parlerà in una nuova riunione, mentre ai risparmiatori non resta che attendere e sperare. Adesso pretendiamo appunto che il governo agisca, che disciplini in maniera compiuta il fondo indennizzo risparmiatori e i risparmiatori non possono far altro appunto che sperare che il governo faccia quello per cui è stato sostanzialmente votato.